Ciao, sono Monica Capuani. Il mio lavoro è una ricerca di testi contemporanei che poi traduco e che cerco di mandare in scena in Italia. Ho seguito il progetto Mirandolina fin dalla nascita perché di questo spettacolo non sono solo traduttrice, ma sono anche dramaturg. Avevo tradotto molti testi di Marina Carr, quindi la conoscevo molto bene, e quando Filippo Dini e lo Stabile del Veneto hanno deciso di commissionare questo nuovo testo, ispirato a un Goldoni, conoscendo le riscritture radicali che Marina fa delle tragedie e dei classici, le ho consigliato di leggere La Locandiera, perché le ho detto: per noi è il testo più familiare, quindi le persone potranno vedere la radicalità dell'intervento che tu farai. Fortunatamente La Locandiera l'ha ispirata e quindi è nato questo testo. La traduzione dei testi di Marina è sempre una traduzione molto accurata, perché lei tiene a ogni singola parola, e quindi anche i 3 giorni di prove insieme con lei in sala e gli attori sono stati un modo di fare una terza stesura molto precisa, molto accurata, molto curata, che è una cosa importantissima, perché la lingua del teatro, per me e non solo per me, dovrebbe essere un elemento molto molto importante.